Questo programma è offerto da Restare qui per ore aspettando a te, pensando tu stai mo senza me. E non rispetto cuore sta storia che non mi fa campare, non trova forza mai e te la caccia. Giuro stasera lui me la pagherà. Riga sembra così, ma che dica fa? Ma basta una carezza e tutto male mi fa scordare. Sono prigioniera della sua libertà. È un amore che non va, ma non ti sa ce la sa. Ma contenta sempre te, faccia pazza per te. Una storia che voglio, perché tu sei solo me e nessuno era per me. Tu potessi mai volere. Io sono cresciuto in braccio a te. Tu sei nato insieme a me. Ma è st'amore che non va, chiaro che non può cagnare. Si ti accorge pure tu, che son che nessuno più, che la covererà la sua vita e la sua età con amore. Vulcanici Pod Club, oggi con noi da Rendano, Rosario Miraggio dall'altra parte del tavolo. Ciao. Occhi di ghiaccio. Ciao a te. Daniele Dalle. Ippolito. Dalle, questo occhi di ghiaccio. Maestro, posso partire con la sigla? Mi permetti? Ormai è un'abitudine. E Mai. andiamo. Sigla. Allora, oggi due icone e siamo, diciamo, siamo riusciti a metterli insieme. Voglio dire, vabbè, ci ha aiutato molto il fatto che loro sono amici, hanno un percorso che li ha visti insieme pure in qualche collaborazione, quindi veramente grazie a tutti e due di Grazie a essere te. qui Grazie, con noi. grazie a voi veramente. per averci invitato. Allora, dovete sapere che Ida Rendano e Rosario Miraggio sono figli d'arte. Sono figli d'arte, magari i giovanissimi questa cosa non la sanno, però io la so e quindi è una cosa che va. Come te, tra l'altro. Anche tu sei figlio d'arte, infatti. Quindi mi stai dicendo che non sei giovanissimo? Questo... No, magari sai, Mi- loro abbracciano più generazioni di fan, no? Quindi magari gli ultimi, quelli là storici sicuramente lo sanno, ma gli ultimi voglio dire magari. Poi siamo figli d'arte e i nostri genitori erano grandissimi amici. È vero, è vero. Allora, tuo grandissimi padre un po' amici. meno, tuo padre era amico con mio padre. No, pure il con padre. papà invece era amico mio. No, ma era molto amico anche con il papà. Sì, sì, sì. Sì, No, sì, ma sì. la mia domanda, siamo tutti figli d'arte. E tu? E Is, No, diciamo mi sono arrivata. Che vuoi tu? Guarda, Vabbè, sto qua. l'intruso ci ha da Mi stare ci sono mezzo. trovato, capito? Mi ci sono trovato, però sono stato adottato dal fratellone. Siamo diventati nel tempo fratellino e fratellone e mamma Nadai. Ah, quindi è fratello d'arte, vai. E quindi questa cosa volevo ricordare. Il papà è il papà di Ida. Allora, quindi è facile la domanda, no? Come vi siete scoperti cantanti? Qual è stata quella cosa da bambini che vi ha... Ma io personalmente credo che Non te lo si ricordi scopre. neanche. Non te lo ricordi perché è una cosa talmente naturale da quando sei piccolo, credo, no? Sei d'accordo? È vero, sono d'accordo. Che poi mano a mano è la vita che ti porta poi su quella strada e grazie anche ai nostri genitori che comunque ci hanno trasmesso questa passione per la musica napoletana. Esattamente, io mi trovo, cioè, sono le stesse parole che avrei usato io. È la musica che sceglie te, è lei che scopre te in questo caso. E ti porta sul suo percorso. Sì, poi è tutto, avviene naturale. tutto di conseguenza. Vabbè, però il fatto di essere figli di, cioè voglio dire, è chiaro che avete avuto, voglio dire, un approccio diverso Sì, ma Indubbiamente. rispetto a uno che l'ha Perché- scoperto da solo. Perché essere figlio di te lo dà già nel DNA. Esattamente. Quindi Sì. tu nasci già con una propensione, quindi è vero che poi dopo mio padre, per quanto mi riguarda,
dopo che ha intravisto delle potenzialità, mi dava un supporto, mi spingeva Spronava. sempre di più verso la musica, questo indubbiamente. Però ecco, io ho anche tipo un fratello più piccolo che è stunato come una campana, quindi voglio dire, Non era scontato voglie comunque, buttare, no. quindi Assolutamente no. non Invece io, accadrebbe nulla. per quanto mi riguarda mio padre, siamo stati pure dei privilegiati, perché essendo figli di sai, gli amici dei nostri genitori, Radana Manaid per esempio, parlo per me, facita cantare, facita fare, deve fare le ossa, quindi diciamo che tra virgolette sono stata molto abbastanza privilegiata, perché poi papà conosceva Il musicisti, il mondo artistico, quindi questo mi è stata un po' spianata la strada. Sì, io ho aspettato 40 anni per dirti questa cosa. Io ho un aneddoto mio personale che mi lega a te. Quando sei scoppiata come fenomeno, no? Parliamo di 40 anni fa, 36 anni fa. Quando si scoppiava, si parlava di questa Ida Rendano per tutta Napoli, Ida Rendano. All'epoca non c'erano i social, quindi No. era solo radio e Sì, televisione. televisione. Allora, il napoletano che deve storciare sempre il nome, Ida Rendano, io pensavo che tu eri un gruppo, ma che non si sei chiamavano l'unico. Ida Ida Rendano. Rendano, sì. Non sai che non sei l'unico. Mi è capitato in una Allora dici, ma chi su chi si Ida di Milano, Rendano? andai a fare un'ospitata e si aspettavano un gruppo. Sentite, no, No, sono io mi chiamo Ida Rendano, non siamo un gruppo. Sto Bella, fatto sta di cosa Ida non Rendano. la sapevo, ero, Non la sì. sapevi? A No, me sta cosa per tempo, poi l'ho vista in televisione, ho scoperto che era una lei. Sola. Però io per un periodo pure lungo, cioè io ero un fenomeno che per me erano Ida Rendano. No, poi anni dopo appunto sono usciti i Dari, come, cioè i gruppi, voglio dire, cioè era un suono che ci stava, Sì, voglio sì. dire, non è che Poteva esserci, poteva però no, essere, però assolutamente no. Ragazzi, Questa cosa, guarda. no, ma era No, ti ripeto, mi è capitata a Milano a me sta cosa. Devo fare un'ospitata. Arriverà il giorno che questa cosa gliela dovevo dire, ma poi approfittando di questa situazione, È di questa arrivato. occasione, quale occasione migliore? Ragazzi, ma c'è una formula, c'è un segreto che vi fa durare così tanto, diciamo, nel tempo? Cioè, voi abbracciate, nonostante la giovanissima età, no? Cioè, avete abbracciato più generazioni che camminano con voi il vostro percorso. C'è una formula segreta? Qual è questo Ma io ho la questo mia mistero? Ho la mia teoria, cioè nel senso, è vero che bisogna essere sicuramente bravi e dare soprattutto della qualità al pubblico, anziché guardare solo la quantità, quindi i numeri, quello che si fa oggi. Io credo anche che chi ha fatto successo prima, quando non c'erano i social, quando non c'erano queste agevolazioni, ha fatto successo veramente, cioè nel senso se l'è guadagnato con il lavoro, si era sentito, era vero. ha delle solide fondamenta, secondo me. Sì, Quindi questo è il segreto, mentre invece se fai successo oggi dura molto poco, perché fai un pezzo che va bene, dura un mese, la e classica mezzo, 2 mesi, meteorite. dopodiché il consumo è molto veloce, quindi anche la qualità delle canzoni non è, secondo il mio onesto parere, non è paragonabile alla qualità di allora, perché oggi devi fare una canzone che deve diventare virale, che deve fare numeri, che deve arrivare subito al pubblico, bastano i 30 secondi del Della ritornello. Invece Certo. prima dovevi costruire una canzone bella dall'inizio alla fine. Ma magari la hai famosa anche parte un C. pubblico oggi, hai anche un pubblico che ti conosce meno, cioè nel senso che sì, diventi virale, ma quel pubblico ti conosce attraverso quei 30 secondi Sì, e quello esatto. sa di te, è come se non avesse il tempo di affezionarsi. No, non insomma, si affeziona. Per quanto mi riguarda, io penso anche che sia anche la fortuna di incontrare autori, arrangiatori che comunque ti danno un'identità, come è successo a me con D'Alessio, con Vincenzo D'Agostino, al quale mando un abbraccio fortissimo dove è, e grazie a questi Vero, vero. autori, a te Sergio, voglio dire, Sì, Checco, ma sicuramente hanno dato un'impronta. Assolutamente era sì. un'epoca bellissima la Assolutamente mia, sì. dove non esistevano i social, era un successo diverso. All'epoca si affezionavano ai dischi, c'erano le canzoni, C'era la radio, no? quello c'era è- la radio, la televisione, imparavano i testi delle canzoni a memoria. Infatti è quello che sto C'era dicendo io. memoria di quelle anche cose. anche per chi scrive, per chi compone. Prima aveva dei pezzi da prendere come esempio. Sì.
adesso i pezzi da prendere come esempio non sono... Sono la fotocopia di quelle no, che erano... Allora, non è oggi, non puoi prendere come esempio 1000 giorni di te e di me. No. Non lo puoi prendere, però allo stesso tempo non ci saranno più, non scriveranno secondo me difficilmente canzoni come quelle. Ecco cosa... No, però questa non la darei per scontata, perché poi c'è sempre il riciclo delle cose, no? Sì, I corsi che di non la corsi diamo per storici scontata, ci sono sempre. Sì, e va bene. Ma auguriamocelo però almeno. Attualmente un pezzo del genere Non avrebbe spazio. Non avrebbe spazio, nelle radio non avrebbe... Oggi non esiste più la non parte avrebbe C. posto. Il bridge nella canzone, la parte No, C non no, esiste no, più. no. Oggi non c'è neanche l'introduzione, si parte direttamente No, ma con lo anzi, stacco, proprio la l'attacco. struttura del pezzo pop ad oggi quasi non si compone più di strofa e ritornello, ma sono una serie di ritornelli impilati praticamente, per cui non c'è nemmeno la costruzione dinamica e Esatto, drammaturgica però, quasi. ripeto, non è una critica, No, attenzione. No, è il momento attuale. È un'analisi. Un'analisi del momento Oggi attuale. va Un'analisi così, del oggi va momento. così. E voi vi siete Quindi- adattati a questa cosa? Ti devi Oppure adattare per forza. Assolutamente, perché con, comunque... con sforzo, con Io devo dire la nausea? verità, no, nausea no, assolutamente. Bisogna adattarsi ai tempi che corrono, ti devi adattare, perché poi c'è tutto un altro modo di promozionarsi, un altro modo proprio di proporre pezzi. E io con i social all'inizio non ho avuto un bel rapporto, perché ero abituata diversamente. Poi gioco forza, ti abitui, capisci dei meccanismi e se li sai usare in modo come piace a me, dare informazioni musicali soltanto Tu poi hai dato un nome ai tuoi fan, no? La tua famiglia. la mia famiglia, infatti, è vero, perché la mia famiglia siamo cresciuti insieme e continuiamo a crescere insieme, e quindi io lo uso soltanto per informazioni musicali. E poi tornando al discorso dei pezzi che mo' i bridge, il mio produttore Sergio Donati, io praticamente il canzone non ne farò racchiudere un minuto. Sì. Dice no, la gente si fastidia. Ma perché La No, gente ma è si così. scoccia. È così. È tutto E- un lavoro anche psicologico, e- perché devi capire come funziona oggi. E di conseguenza in 3 minuti non è che puoi fare... Esprimere tutto quello No, che... no, quindi devi andare al sodo. Sì. Oggi devi andare al sodo. E Sintetizzi quindi tutto. La delle sintesi. cose possono andare bene, ma altre no. No, no. E Allora- rispetto a questo il pubblico, secondo voi, quanto va accontentato e quanto va guidato invece? Va guidato. Va guidato. Io sono per questo. Io mantengo una mia politica, Mm. anche per quanto riguarda la mia identità di artista. Insieme a Sergio, ovviamente, lavoriamo tantissimo, e io penso che se ci lasciamo andare, vabbè, che si porta e si canta così e si fa, no, Si non va perderà bene. la faccia. No, Esatto. no. Il pubblico va educato, va guidato, e il pubblico che ti vuole seguire, ovviamente, perché c'è pure quello Chiaro. che dice ma che vuoi dare in danno, ma questi pezzi sono pesanti, ma voi, anche se i miei pezzi non sono pesanti assolutamente, però cerchiamo di portare sempre dei messaggi di un certo spessore e di guidarli verso un tipo di musica, una qualità di musica napoletana che è di qualità. Rosario, per te invece? Io credo che bisogna trovare il giusto compromesso. Questa è la frase che io dico sempre. Prendere in considerazione quello che succede oggi nella musica, ma allo stesso tempo non bisogna snaturarsi, perché poi se perdi l'identità la gente non ti riconosce, quindi è la Come stessa... se tu li tradissi. Sì, ma non arriva qualcosa di distorto, secondo me, all'orecchio del fan o del pubblico in generale. Se io domani cominciassi a fare delle strofe rap, sicuramente Non sei credibile. No, non sarei credibile. Quindi bisogna bilanciare la cosa. Quindi proprio per diciamo evidenziare quello che stiamo dicendo, no? Quindi adesso ci canti una canzone tua scritta con diciamo i criteri, E io lo dico dei sempre, riferimenti giusti. Io su Trasud, sai come dico io? Io su Trasud agli, quando ancora si facevano, diciamo, i pezzi che poi rimangono nel tempo. Tipo questo che canterò adesso, che È una delle tue bandiere. credo molto umilmente che sia un pezzo che possa andare sempre. Non sembra mai né vecchio Diciamo che il pezzo e che ne è ti dà andato. più sia no, quelli non li hai scritti tu. No, non li ho scritti io, e comunque se la gioca Con parecchi. Sì, ci sono altri, almeno 4-5 pezzi che vanno a Taccareano, pari no? passo, di pari passo. Chiaro. Sarà meglio lasciarti con la testa sul petto,
cambiando vestiti, forse è meglio così. Evitiamo stasera di finire nel letto, si rimane fornuto, ma che sfizia c'è sta. Ma le parole stimano non possono fermare, già si sono appiccicate, te vanno spugliare, e sta voglia fa amore più forte si fa. Più mi fa male, più voglio provare, che le gussali indifferite fa. Non so capace di cancellare, scritto in bietta a me c'è sto nome tuo, e poi ti prova a non m'annamorare. Non passa un'ora e torna a te chiamare, poi io con male ma da fa, perché prima di te niente mi piaceva. È una frase d'amore tagliata a metà, perché mentre mi scrive mi può cancellare. Mi fa più male solo a ci pensare, e tutto il tempo voglio consumare, perché nessuno mi potesse dare mezza parte di fanno male pena. Mezza parte di fanno male pena. Wow. Oh yeah, oh yeah. Thank you. Ragazzi, ma quando una canzone dura nel tempo, no? Cioè attraversa mode, tendenze, abitudini, nuove strutture, qual è la soddisfazione che si prova, che poi davanti a una piazza con gremita di gente la cantano tutti quanti? Vi emoziona ancora questa cosa? Mi sta succedendo a me o vi attualmente. siete abituati? No, ti emoziona sempre, è sempre bello. Mi sta succedendo a me attualmente con il pezzo che ho cantato prima, che con Amore, che è viralissimo su TikTok, e io lo sento cantare da bambine di 9 anni, 10 anni, non ero manco nato quando è nata sta canzone. E questa è la forza dei social, devo dire la verità, la forza di TikTok, che ha riportato alla ribalta questo pezzo mio, e sentirlo cantare è bello, e dici, caspita, è passato tutto sto tempo, sta canzone sembra che è stata scritta oggi. Sì, guarda, io penso che Ida abbia ragione, poi soprattutto ascoltando lei prima. Io sono ritornato. No, ma poi è bello sentire Eh. che tu cantavi, diciamo, sussurravi le parole della canzone sua, e viceversa, lei quando adesso Bellissimo. cantava tu, Certo, che conosceva a memoria la tua Il canzone, questa segreto- cosa è sempre bella vederla da vicino. Allora, per me il segreto è quello, semplicemente, al di là della voce che è indiscutibile di Ida, però sono le canzoni, perché le canzoni di Ida sono sempre belle, ti riportano sempre All'epoca di all'infanzia. Derendano. E chi non conosce queste canzoni? Quindi secondo me possono passare pure 100 anni, per me sono canzoni che non moriranno mai e che canteranno sempre. Parlando di identità e parlando di rapporto con il pubblico, voi che rapporto avete con la definizione neomelodico? È una mala parola? È stata travisata nel tempo? È Vista vista stretta? Vai tu o vado io? Va chi? Diamo precedenza alle donne, è pure il più Allora, grosso. No, non sta stretta né niente. Io invito le persone ad andare su Wikipedia. E poi decidete voi se devo essere una neomelodico o meno. Neomelodico però nasce come dare un'identità ai nuovi cantanti napoletani. È nata quando io cantavo all'inizio con Gigi D'Alessio, Franco Ricciardi, eccetera. E come i cantanti rap, i cantanti pop, o cantanti... È un genere, è un per genere. identificare Si un voleva genere. dare un'identità a questo genere musicale. Era nato con le buone intenzioni. Poi man mano si è travisata tutta la cosa. Io personalmente non mi interessa, mi vogliono dire neomelodica? Però per come mi stai rispondendo tu implicitamente intendi un senso negativo in questa cosa, cioè nel senso
mi vogliono dire neomelodica, io sta ho la scendendo il cattivo. sensazione No, ma che... io non posso sempre stare a dire ho fatto, ho detto, ecco, mi scoccio. Ida sta scendendo il credimi. cattivo che è in lui. No. Allora dico, andate ad ascoltare le cose che ho fatto, andate a vedere le collaborazioni, vedete quello che faccio oggi, se vi sembra neomelodico. Il neomelodico che dite voi, perché poi dipende da come lo intendi il Esatto, neomelodico, perché se tu ok? se è Perché nuova c'è- melodia... Allora, c'è chi lo intende come nuova melodia e chi no. Ok, Allora, chiaro, posso- chiaro. Posso dire Ecco, una cosa? allora, aspetta, scusami Rosario. Chi non la intende come nuova melodia, c'ha la puzza sotto il naso, non vuole, e poi per niente ci sentono nascosti in macchina e stanno il canzone. Ma questa è una barriera che si è abbattuta. questo- No, non è vero, c'è ancora. Allora dico, qual è il problema? Io ascolto tutti i tipi di musica. Non ho... Mia figlia Maria Francesca ascolta tutto, io non le proibisco di ascoltare niente, perché deve capire qual è la buona musica e quale ama la musica. ok? Cosa le piace e cosa non Cosa le le pi- piace, proprio in senso Tranquilli, io non dico limpido. chicca, mamma, ma che senti? Chicca devi sentire. No, io non la limito. Mia figlia deve ascoltare tutto perché poi deve capire realmente il suo gusto musicale. Ok? Quindi neomelodico, non lo so, vedete voi. Se volete voi. Rosario invece? Allora, per me c'è un grosso equivoco su questo Anche per me termine. c'è un equivoco su Allora, questa cosa. Perché neomelodico, se vuol dire Nuova melodia. nuova melodia ed è intesa come tale, allora io l'accetto, ma deve essere neomelodico anche chi fa del pop, ma che parte da Roma, da Milano o da Torino. Perché secondo te quelli di Roma, Milano e Torino non vanno a prendere dal neomelodico? Sì, però non vengono definiti tale. No. Allora, quindi che cosa voglio dire? Se invece, quindi va bene così, se invece neomelodico vuol dire musica associata a temi poco come legali? sì, poco legali e non inerenti all'amore, ambiente collegato ad altri ambienti poco raccomandabili. Allora io Sta stretto. no, non mi sta stretto, Ti devo dissoci. dire, io non sono neomelodico perché non mi ci rivedo in questa definizione. Ok, non ho nulla di tutto ciò che vuoi dire, oppure un canto particolare, non sono chi. Non sono io canto in modo... Ma noi cantiamo l'amore, Rosario. Sì, l'amore, ma in modo pulito, in modo... posso cantare italiano, posso cantare in napoletano, ma non ho un marchio addosso, quindi non mi ci rivedo in queste cose, quindi non sono neomelodico. Se invece vuol dire nuova melodia, quindi canzoni pop leggere, italiane, napoletane, non so come vogliamo dire, per me va bene. Per me, purtroppo io credo invece che quando dicono neomelodico È un'etichetta che vogliono darci. sì, vogliono comunque Sminuire la forza vogliono di queste intendere, canzoni anche. vogliono intendere Sono canzoni che parlano Modo di- Vogliono sminuire, sì. canzoni che parlano di cantanti collegati a e sinceramente con tanta umiltà io non mi ci rivedo. Ma non siamo noi. Quando si parla di auto e affidabilità c'è solo un nome. Qui trovi professionalità, offerte vantaggiose e la certezza di avere sempre la soluzione giusta per te. Picano, la mia scelta, la tua strada. Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare i prodotti green senza mai rinunciare alla qualità?
E con servizio cliente efficiente ed affidabile, io quel fornitore l'ho trovato. Ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia. Perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh? Finalmente siamo soli, siamo un po' fuori città. Questo primo appuntamento non poteva più aspettare. Parte il gioco dei cattivi, l'imbarazzo se ne va. E l'intesa delle mani coglie l'attimo che ha. Siamo ancora nei vestiti sbottonati per metà. L'indevase più carnale che un amore saprà. Se a così si va all'inferno non mi voglio più salvare. Voglio che la casa perde quando amore non ci sta. Lui che prima sta serata non voleva mai sbagliare. Questa insieme a me giurata che non si poteva fare. Una volta e basta per fare amore. Ma che bugiardo su sti cuore, cattiva come sti pensieri, pensano solo a se spogliare. Lui che troppo innamorato, prima ancora ci va sa. Ci attacchiamo a sto peccato, che non si può più fermare. Tu che non torna a casa tua, io che non torna a casa mia. Noi siamo già una malattia, st'amore non fornisce Ida Rendano. Ida Rendano, Presente. wow. Bella, bella. Ma perché non vi siete mai coalizzati tutti quanti insieme proprio a modo di protesta per far sì che si rifaccia un'altra volta il Festival della Canzone Napoletana? Ti Ma sembra guarda, facile? In questi anni Ma se ne è parlato tanto, nulla è facile, ma niente è impossibile. però. No, però mettere tante teste d'accordo non è facile. Ma però ognuno c'ha il per suo centrare modo l'obiettivo, di- per centrare l'obiettivo si fanno governi, si fanno accordi Io sono una internazionali. che magari sarei felicissima che tornasse il Festival di Napoli. Io non ho paura di competere, di fare la gara e tutte queste cose qua. Però credimi, e penso che tu lo sappia meglio di me avendo tuo padre che ne ha vissuti di festival, non è facile. Sì, però questa cosa darci per sconfitti alla partenza non mi do per mi sconfitta. sta stretto. No, ma infatti io dico no. mai dire mai. Mai dire mai, però vediamo. Lui mi ha dato una risposta mi sa di uno che sa Sai qualcosa. sai No, qualcosa? Sa qualcosa No, che noi non assolutamente. sappiamo. Confessalo. Evasivo, Ti evasivo. torturiamo. Lo sa, No, noi- ma in a questi noi non ci anni, freghi. in questi anni se ne è parlato Se ne è parlato tanto, sì. Quindi anche adesso ho visto Ma- delle notizie qualche mese fa sui giornali, Sì. quindi Se ne parla, magari. se ne parla, ma mai dire mai. Ma il momento è quello giusto. Io penso È che vero. se Signori, se siamo uno i campioni che può, d'Italia, avremo l'America Scappa. Ci manca Salla solo ha il vinto, Festival di Napoli. Salla ha vinto si fanno le finali di X Factor. Sì. Cioè, voglio dire, è il momento giusto. Se non Sì. è adesso, non sarà mai Sì, più. sì, Cioè, sì, quindi- invitiamo chi può finalmente che No, si ma prenda questa dovete bella coalizzarvi voi, ragazzi. È una cosa che i cantanti la devono pretendere, questa cosa. La dobbiamo pretendere. Noi addetti ai lavori, voi cantanti, gli autori, i musicisti. È una cosa che va pretesa, proprio a modo di rivoluzione popolare. Ma Cioè, guarda, secondo me, cioè, andando incontro a quello che dici tu, proprio per il potere del pubblico napoletano che dicevamo prima, se ne cominciasse a parlare realmente e si cominciasse a figurare come possibilità reale che Sì. questa cosa esista, secondo me il primo promotore sarebbe proprio il popolo. il popolo napoletano. Ma si è assolutamente fatto sì. Made in Sud per anni, che era uno sì. spettacolo di comici napoletani. Sì. Cioè, ma poi chi se lo guarda? Ma bello, perché avete fatto per 10 anni Made in Sud? Ma non ne ho vero chi si guarda. Infatti, per, lo per so. dire, Vero, per dire. perché si tende sempre a sminuire.
Invece la canzone che ci fai ascoltare adesso, Sì. magari si Tatini Mastipato, questa poteva essere una canzone Perché? per un Ah, ipotetico sì. festival di Sanremo. Oggi sì. Oggi sì. Perché oggi, come hai detto tu, il napoletano è all'apice, quindi si potrebbe fare. Prima magari sarebbe stato un po' più difficile perché dovevi fare dei pezzi più in italiano, ecco. Faccela ascoltare allora. Vai. Si può morire senza te capire, si può morire quando fai a così, per non t'amare non dovresti esistere. Ah, come si fa senza te passare, come si fa senza te toccare, fammi pensare che mi posso illudere. Questo sentimento mi consuma dentro, dove che m'annamora, se fermo le parole insieme a te, si mi saluta mora, rinda che sto occhio cuore vocare, io con te mi faccio male, tu mi fai tremare pure l'anima, dove che m'annamora, tu pensi non mi trovo senza te, fortemente mie emozioni come voglio a te, vorrei trovare il coraggio per dire soltanto ti amo e ti penso. Yes. Io immagino questa canzone anche male, quella di prima, tradotta in spagnolo. Sì, e male l'ho fatta in spagnolo, già c'è una versione. Cantata da te. Sì. Nel disco Prendere o lasciare. C'è alla fine come Sono bonus proprio- track. Fatti respirare, cerca di capire. Esatto, Prendere o lasciare, un'altra. Quella pure era ottima per Sanremo. Quella è sì. pure tutti italiani. Immagina Neck, la canta Neck in italiano, è una canzone che va a Sanremo, sicuro, 100-100. Sì, sì, È una sì. candelec. No. Capito? Cioè, io mo questo stavo pensando. Ho detto, questa canzone li fai le strofe in italiano, la canta Neck, è una canzone di Sanremo, tranquillo. Vabbè, però Assolutamente secondo me si è aperta si è aperto un varco, diciamo, Bravo. e non si può tornare Sono indietro. C'è un d'accordo. precedente Sono molto, d'accordo. molto interessante. Ormai la porta Sì, si è sì, ormai è si è spalancata. aperta, quindi È una porta che non si può richiudere, cioè, Assolutamente perché No. è successo e non si Sì. può dire vabbè non si è mai fatto, no, si è fatto. No, non si è Quindi adesso, proprio a proposito del fatto che dicevate Salla se lo merita, tanti sacrifici, sono tutti sacrifici che voi conoscete molto Ma molto che hanno bene. fatto anche loro, tra parentesi. Esatto, Perciò volevo io ho arrivare detto a Salle a era questo. anche un po' mia Cioè la la vittoria. cosa interessante dello Star System che basa, diciamo, le proprie radici sul popolo napoletano, sul pubblico napoletano, è che io trovo una cosa estremamente poetica, e che è uno Star System dove le star hanno i privilegi sicuramente e gli onori di cantare in palazzetti, grandi piazze, ma allo stesso tempo sono dei mestieranti fortissimi, cioè Ma la voi gavetta siete- che abbiamo fatto noi loro non sono abituati. Hanno una gavetta diversa dalla nostra. io proprio questo, cioè nel senso che l'allenamento anche proprio fisico, Sì, fisico, sì. di la sveglia alla certa ora, di cantare, di fare set ripetuti durante il giorno, perché così è un allenamento militare. Che cosa vi portate di questa gavetta? Io personalmente perché ho sempre sognato di cantare e di far parte del mondo della musica, non mi è mai pesato, e anzi ho sempre cercato di impegnarmi sempre di più, e mi volevo correggere, non è che loro non sono abituati, la loro gavetta è diversa dalla nostra, perché noi forse abbiamo degli orari un po' più serrati, siamo
esposti a degli stress un po' diversi dai loro. Loro per esempio si possono stressare in una cuffietta non si sente cosa, noi con cuffietta non si sente cosa, cantiamo ugualmente, non ci Perché si deve fare? fermiamo, perché siamo abituati pure a cantare senza impianti, senza nulla, quindi voglio dire, questo però è importante, te lo porti appresso, perché in qualsiasi situazione che ti può succedere Te ne vieni sempre fuori. Sì, te ne vieni sempre fuori. Sì. No, io dico semplicemente che io ad esempio ho fatto un po' di scuola di canto, di musica, eccetera, eccetera. Però le cose più importanti le ho imparate sul campo di battaglia, cioè sul palco, perché veramente quello che ho fatto, che abbiamo fatto, è fuori dal normale. Però non voglio assolutamente fare paragoni, perché, No, perché non non si si ama fanno e qua paragoni. succede. No, ma io non ho fatto paragoni. Sì, no, lo so, infatti la stessa cosa dico io. Non voglio no. assolutamente fare paragoni, sono culture diverse. Noi lavoriamo in un certo modo dove bisogna fare delle rinunce non indifferenti, proprio per quanto riguarda la vita privata anche, mentre chi fa chi nasce in un'altra città facendo questo lo deve fare in maniera diversa, punto. Io vi vorrei fare una domanda che non ho fatto a tutti gli ospiti, però a volte mi viene voglia di farla, e questo è il caso. Nella vostra carriera, nella costruzione della vostra carriera, sono stati più utili i no oppure i sì, vabbè, proviamo? Tutti e due. Servono. Perché dipende dalle circostanze. Ci sono dei sì che ti hanno, almeno per quanto mi riguarda, mi hanno aiutato e mi hanno spianato la strada, e dei no che invece mi hanno fatto capire dove stavo sbagliando, quindi modificare. Ma la domanda era in entrata e in uscita, cioè nel senso che... No, come risposta vostra all'esterno, cioè rispetto a proposte, cioè, a cose che vi sono al state no che hai detto tu, no al no che hai ricevuto. Per me è uguale. È uguale. Per me è uguale, perché non esiste nella vita, nella No, però musica. il no che dici tu ti dà, voglio dire, più sicurezza il no che dici tu rispetto è a quando più lo sì, ricevi. no, rispetto al ma palo, non è un fatto chiaro. di sicurezza, è un fatto che poi dopo le cose, gli sviluppi che ho seguito, ho visto che non sono andati a buon fine, e quindi agito, meno male che agite no. Per questo dico, Chiaro, ok. quindi nella vita, nella musica in generale, non esistono regole, ci sono le circostanze dove sbagli a dire sì o no e viceversa. I no servono comunque e fanno Sì. crescere. Devi avere la forza di importi a un certo punto, perché altrimenti se sei sempre troppo sì, va bene, sì, per fare contenti gli altri, per piacere per forza agli altri, cioè non va bene. Ti allontani da te stesso. Assolutamente sì. E questo Ita chiude- già piace perché che sono io, ok? Allora per piacere a Daniele devo fare la carina, devo farla così, no, io so che ti piaccio? Sì, no. Una cosa la voglio fare? No. E questo chiude il cerchio con quello che mi dicevi prima del pubblico che va guidato più che accontentato. Deve essere guidato, è in educato. linea. È in Ragazzi, linea. a proposito dei no e dei sì, noi diciamo che è nostra abitudine, fino ad oggi ci siamo sempre riusciti far chiudere la trasmissione, diciamo, facendo un pezzo insieme. Ma chi è che dice no e chi è che dice sì? No, ma dici per forza di sì, perché la teniamo una canzone insieme. È un grande successo e quindi la dobbiamo Allora io fare. dico no, te. La, no, te. Allora, signori, grazie ancora. Grazie a voi, Grazie è stato un davvero. piacere. Per essere Grazie. venuti, è stata una Grazie bellissima a voi. puntata, una bellissima chiacchierata. Volevo ringraziare Federico Lungo alla chitarra e alla produzione musicale, Claudio Sannino alla batteria, al giocattolino, questo non è una batteria, è un giocattolo più che altro. Graziano Donadona alle tastiere, Gianluca Russo alla camera, Carmine Salcino alle camere, Peppe Cirillo alla regia audio e Alessandro Frischi dall'altra parte. E Daniele Ippolito, eccoci qua, questo è Vulcanici Pod Club. Che bella puntata. Ti è piaciuto? Mi è piaciuta Molto, assai, molto, mi è piaciuta molto. assai proprio. Grazie, Grazie a voi. veramente. Grazie a voi, e anzi voglio salutare e ringraziare anche io le persone che avete appena citato, i musicisti, cameraman e tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie veramente. per avermi messo con Ida, che No, è Rosa. un'icona della musica Ma anche tu lo napoletana, sei, anche e tu lo forse sei. anche italiana. Sei troppo umile, sei troppo umile. Sei un Vulcanici grande Pod Club.
Fotografia, senza voce mi fai compagnia. Nel silenzio non passa la notte, la notte, la notte. Anche in un film la tua immagine trova la mia. È il mistero che vivo di notte, di notte, di notte. Come si fa questo amore che non vuoi aspettare e che odia la notte, la notte, la notte, la notte? Tu prima fa amore, me l'hai giurato, che ci poteva me spogliare. Solo una volta, una nottata, ma come faccio a te scordare? Come ti perde si può te trovare quando parlo con cuore. Io prima fa amore non ti cercavo e mo che non mi fai restare. Senza me, volessi ancora insieme a te, una nottata per sta sciatata a te passare. L'ha già giurata, ma sto peccato, io peccato innamorata. che saranno numase. A rubare ancora nata notte d'amore, d'amore. Questo programma è stato offerto da